Michele Florindo, allenatore del Vigasi, una bella salvezza conquistata in quel di Karate Brianza. Ieri Michele, quale gioia, quale soddisfazione? Ma è stata una soddisfazione sicuramente importante perché comunque abbiamo fatto un percorso tortuoso e difficile, però è stata una grande gioia regalare alla nostra società, ai miei giocatori, insomma, la possibilità di rimanere in categoria ed è stato sicuramente un periodo dove mi sono divertito molto, sono stato molto colpito dall'attenzione e dall'impegno che hanno avuto i ragazzi fin da subito da quando sono arrivato, e questo sicuramente ci ha dato una mano per raggiungere l'obiettivo che era fondamentale, insomma. Si parla molto della differenza tra il girone B e il girone C di Serie D. Tu hai avuto la fortuna di allenare in entrambi. Quali sono le differenze a tuo avviso? Sicuramente da un punto di vista tattico il girone B ha dei valori importanti, bisogna preparare bene le partite, bisogna studiare molto bene l'avversario, mentre da un punto di vista dell'agonismo il girone C ha sicuramente dei valori più importanti. Secondo me nel complesso c'è un po' più di qualità, soprattutto nel reparto avanzato nel girone C, da questo punto di vista. Ultima domanda, Ospitaletto neopromosso, promosso doppia promozione in C. Secondo te ha vinto la più forte, che aveva avuto più continuità, e avevi altre squadre secondo te che potevano vincere? No, allora, i numeri parlano sempre chiaro, sicuramente ha vinto la squadra più forte e più continua da un punto di vista dei risultati. Da un punto di vista della rosa invece sicuramente c'erano squadre più attrezzate e che hanno sbagliato, tra virgolette, hanno fallito l'obiettivo, che sono il Desenzano e il Palazzolo. Secondo me erano squadre magari sulla carta anche più accreditate dell'Ospitaletto, però loro sono stati più continui, non hanno avuto problemi di infortuni e questo sicuramente in una stagione pesa, e quindi meritatamente hanno raggiunto il salto di categoria.